Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riserva questa giornata di lunedì 9 marzo 2020 e cosa riceviamo dagli influssi appunto che la Luna ci manda attraversando le costellazioni di questo giorno. Prima però vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Questo giorno dominato dalla Luna, quale reggente del giorno di lunedì, porta alcune influenze particolari legate chiaramente alla famiglia, ma anche tutto ciò che riguarda appunto i parenti più stretti, anche la collaborazione lavorativa appunto le collaborazioni anche in generale con i membri della famiglia. Ci porta ad occuparci anche della casa, il nostro nido, poiché la Luna è dominatrice anche di questo settore dell'oroscopo, dello zodiaco. Un altro aspetto è collegato alle colture, alle coltivazioni, all'agricoltura, ai liquidi. Pertanto oggi sono favorite tutte queste attività o comunque dovremo avere a che fare con qualcosa connesso a questi settori. E la prima costellazione attraversata dalla Luna oggi è la costellazione di Ariete, pertanto Ariete non solo è la prima costellazione detta stella capo, ma è anche la dominatrice, la costellazione che domina il mese di marzo. Dunque, in questo senso abbiamo una grande spinta arietina che potrebbe influenzarci in che senso, connettendolo ai significati e agli influssi lunari di questo giorno. Probabilmente nuovi avvii, nuove cose, nuove partenze, nuovi slanci nei confronti di qualcuno di questi settori tipicamente lunari. Dunque oggi è una giornata che ci invita sicuramente a farci avanti e a tenere d'occhio comunque alcuni ostacoli che possono provenire da detrattori oppure persone che non sono d'accordo con noi o nel nostro ambito ceto sociale, nel nostro entourage ci oppongono in modo più o meno occulto. Però è una giornata che ha comunque una sua fortuna, è una giornata comunque favorevole, anche perché nonostante qualche sacrificio, qualche lotta magari in più per riuscire ad adempiere ai nostri compiti e ai nostri scopi, comunque avremo delle soddisfazioni. È presente la doppia costellazione Pesci. Perché dico doppia costellazione Pesci? Perché Pesci verrà attraversato dalla Luna, Pesci come costellazione, verrà attraversata dalla Luna ben 2 volte, pertanto è doppia nel suo influsso questa costellazione. E questo indicherà la possibilità che ci siano dei raggiri o comunque delle piccole delusioni, qualcosa che non riusciremo magari a calcolare con attenzione, dovremo fare molta attenzione in questo senso, in che senso, in che termini, poiché la costellazione Ariete è una costellazione che generalmente è molto positiva e fiduciosa nei confronti del prossimo, a volte anche ingenua. L'accostamento con la doppia costellazione di Pesci di un elemento e natura opposti e che già prevede la disillusione in alcuni momenti potrebbe dunque metterci in guardia sul fatto di fidarci troppo e magari nel modo sbagliato e dunque o verso le persone sbagliate delle quali non potevamo immaginare o sospettare la non affidabilità. Dunque oggi più cautela e vediamo appunto di non lanciarci con tutto lo scecco, come si dice, con tutto l'asino, cioè con calma, non ci facciamo prendere da facili entusiasmi, ma nemmeno scoraggiamoci, perché in altri sensi, in altri ambiti potrebbe anche poter dire che nonostante gli slanci che abbiamo, la nostra positività, il nostro ottimismo, poi in alcuni casi magari saremo maliziosi nel nostro giudizio.
La giornata chiude comunque con qualche piccolo scontro, qualche piccola incomprensione con le persone care, le persone della famiglia, potrebbero esserci delle tensioni, magari per questioni collegate ai soldi, oppure qualche problematica comunque sempre che porterà un po' di tensione e un po' di malcontento. Ad ogni modo è una giornata favorevole, conoscendo già gli influssi in anticipo possiamo predisporci in modo diverso per calibrare le energie a disposizione per il corso della giornata. Chiaramente, come dico sempre, ciascuno di noi reagirà in modo diverso agli stimoli che riceviamo in questo giorno, proprio in base agli equilibri che sono presenti nel proprio quadrato di nascita. Vi ricordo che se vi interessa questo argomento e volete saperne di più sulla vostra data e su quello che vi riservano le stelle nel vostro giorno di nascita, non avrete che da contattarmi per valutare un approfondimento. Per il resto vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al mio canale YouTube e di iscrivervi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social, dei quali vi lascio il link in descrizione. Grazie a tutti, buonissima giornata, buon lunedì a tutti, grazie.